Bravitosi! Dillo Sempre Tanto siamo comunque bravitosi. Beh ragazzi, qua siamo al secondo episodio di questa serie che tanto stiamo registrando dopo 2 minuti dal primo. Che No, se è vero, se passa una settimana. Siamo rimasti vestiti guai. Ma quelli del podcast però non Mi vede. sono rimasto qua da una settimana. Mi lavai i vestiti di lavatrice. Però Si lava anche a ti te ora. dentro in lavatrice. Che fallito. Che programma che tu mi messo sulla lavatrice? 4. Questo sì. Che sono? Turbo Boost. Diteci qual è il vostro programma preferito della lavatrice. Rete 4. Il mio è Outdoor. Il programma Outdoor. Cos'era delicato? E ti sei delicato? Mi no, sono Io volgare. ti peli delicati. Eh, Come sei i tuoi peli? Sì, i peli solidi. Ritti. e questi gesti. Comunque, Che gesti? Si vede solo da là. gesti. Sono visibili solo dai canali. Sono visibili E YouTube! come abbiamo detto sul canale YouTube, perché abbiamo questo canale YouTube dove pubblichiamo e parliamo delle cose dove non parliamo di niente. Siamo tecnologici. Ciò per forza Siamo iperdimensionali. iperdimensionali. Bene, ok, quindi Mi fa anche, piacere. anche su Instagram avremo delle cose da mettere. Seguiteci su Instagram, che se volete trovate sotto in descrizione i nostri profili social privati, anche se non sei privati perché No, tutto i è pubblico. privati, il pubblico. Vagamente nascondere. È pubblico, il pubblico è quello da casa. Ma facciamo un applauso al pubblico. Bravo pubblico. Bravo pubblico. Bravo pubblico. Aspetta, Sì. non si sente. Vabbè, fare. Non si sente. Ore della macchina. Ma Non che si sente merda. Bisogna cambiare la macchina. Ara là, spaga tutto. Comunque, questo secondo episodio, oggi andiamo a vedere sempre delle cose interessanti perché a Samuele che piace mangiare. Beh, sono cammini. Cosa? Come? Sono cammini per camminare. No, l'intermezzo non No, lo stai. Ti piace mangiare, scusami. No, io mangio poco. Sì, ciao. Leggero. E Tino? Insalata. Io Io mai a pizza. Conosciamo uno che piace mangiare. prossimo invitato sarà quello che gli piace tanto mangiare. Mia. Nostro amico Rive che salutiamo. Ciao Ricky. Ciao Rive, sei stato sempre Falli tu. nei nostri cuori e pensieri. Ma a me non mi sta niente simpatico. No? Perché sei tu. E meno io. Oh, non è buono giocare a parte, tipo. Dica pa. E Che è mastorde. ti mandi E sono quei dei al contrario. E credo che me lo ecco. ricordo. Quindi adesso lo insultiamo questo episodio. E qua io sul tema, dopo mi temo. Ciao Rive, sei sempre nei nostri pensieri. Vabbè, va bene. Comunque in questo episodio oggi buon nostro balletto, esatto. Vai letto. Ma in letto. Faccio un'introduzione. Un'introduzione. Allora, siccome nell'episodio precedente c'era stato un mini dibattito su tiramisù o pizza, Ok. e ha palesemente vinto la pizza, perché con la pizza te che puoi mettere sopra tutto, il tiramisù non te che puoi mettere sopra tutto. Cioè, in questo il tiramisù con la pasta è sopra, no? E la pizza te che puoi mettere la pasta. E te mangi tutto. Ok? E vabbè, e questa possiamo saltarla, abbiamo capito che la pizza è la pizza. Però. Però, quindi oggi il dibattito sarà tutto sul cibo. Sì, tutto cibo, perché ci piace poco mangiare. E anche siamo poco scopritori del mondo del cibo. Bello, noi altri siamo sempre fuori. a me mi scrivo sempre trippa baldo. No, Trippa vai giù. conosci tu Trippa, dai. Guardo, Trippa. però mi piace anche quest'altro come si chiama? Facebook, No, Google, è Google, ma è Google. Google, Quello che manca like scrive recensione. Sì, Ma ma dipende dalla recensione. però in effetti quando che te vai in cerca del ristorante su Google Maps dove sei, te guardi la recensione che quante stelle che ha su Google Maps. Ma dipende che ferro che va a usare la recensione. Te ragione. No. Senti, Ma se recensione la mia era vai, o tuo? vai a casa tua e rotto i coglioni. Dai, vai. Prima subito, facilissima, secondo me facilissima, cioè palese. Dai. Ciambella o hamburger? per alzare in mano hamburger. Ma come fa a vedere Che passiamo altri tre. Hamburger. Facile. Anche al prossimo, per alzato di. Che non si testa per così. Perché sbagliare, che invertire, no? Gelato o pasta carbonara? A me mi piace più gelato però. Ma di sicuro, io Ma- No, il gelato è sempre buono. Sì, ma la pasta carbonara soprattutto.
sotto, Ecco, sì, appena sotto a Pisa. vedi. Dai, però l'uomo È qua Giuda. Ma perché dite Ecco. robe dolci con cui sai? Perché se facciamo così? Ma perché cosa preferiresti? No, io sbaglio, zitto, io sbaglio, io sbaglio. Ma sarà Iori che capirà, ma che fai a te la prossima volta? La profonda fa solo tutto il sito a capo. Non capito. Un chilo di pan. Perché è dolce sarà un chilo di pan. Ok. E disi. Dai, cosa caro? Croissant o sushi? Io sushi. Ah, che... Cioè, no. Allora, il sushi, vabbè, c'est bon, se Però mai... non te rompere il fitto e vai. Se me le prime cose francesi a me non mi sta dando simpatico. Considera quei italiani. E comunque, pensa un E ora po'... scrivi cornetto. Ma che sai che quei dolci, quei salati? Però pensa che... Guarda che sei buon A croissant. mi preferisco il croissant. Ah, capito. Mi sushi. A me non mi piace tanto i dolci. Ho capito? Scusate, non so. Dai, adesso? Torta al cioccolato o pollo arrosto? E ora. Dipende. Sentiamo Samuele. Scusatemi ragazzi, ma ci sono stati dei problemi tecnici e purtroppo questa roba che capita qua all'inizio, poi parliamo di videocamera, vabbè, insomma. Comunque io voglio dire, siccome se appunto queste puntate qua, facciamo un piccolo intermezzo per conto della Barzetta. Allora, qual è il colmo per il fallito numero 1? Allora, praticamente lei che... Oh sì, dai, Moia, dai, che se ne frega, dai, Otto, dai, Otto. No, se devo parlare di robe serie qua. Allora, io non devo discutere di una roba interessante, ma molto interessante. E ora... ricominciamo da quello del cibo. No, ascolta, ma se è meglio, è a polenta. Beh, liquida. Quella liquida o Quella solida? quella dura? Che miseria. E in piastra. Anche per noi veneti la polenta è sacra. La poentina che si è anche... Ho fatto lì, ma mi sa una cosa, ti diria, è una pointa dura, sto già su pointa morbida lì. Sì, se devo mangiare un panico a polenta è ora. Panico ba. Esatto, cioè. E ora? No, pointa, è buona tutta la pointa, lei non bisogna Sì. discutere, non bisogna discutere. Però, è meglio uno o st'altra? Questa Sai che fuori dal Veneto non conosce la poeta bianca? Lei, ma che cazzo ho detto? Ti giuro. Lei. dove si torna? Ho perduto. Ma che turista compagnia. Che stupido. È vero, sai che la poeta bianca, come so, qua se che pensi? In giro che solo la poeta sai? Ma sul serio? Ah. Ma se una roba solo di Novante? Via, Ma cazzo, non È una poeta bianca o poeta sai? Zaya? Esatto. Zaya, se pensa poeta, basta farla bene. Perché poetina bianca? Poeta bianca. Dica. E ora, aspetta, Era senti qua. bianca. No, senti qua, è a polenta bianca, se è meglio liquida. Se è meglio liquida che te mangi. Sento che invece anche è con il specialità. contrario. No, Contrario. meno, Perché a poentina bianca Sì. si dedicata e si te ferosta È di buona spettacolare. bea E a Zaya la fa crostecina e si buona. Ancora su! Sono sempre su, ti sono. No, ragione. Sempre con la sua. Vai via! Le mie che faccio solo io. Vai! E ora non devo mai a casa di Samuele, perché sennò devo cagare ragione io. No, ho sempre ragione. Comunque, in ogni caso, per me, adesso dico questa, secondo me, pa e spessati 100.000 volte polenta liquida. Ciao, aspetta, poi ti dico, dai. Conta mai io senti? Io senti te mangi con la polenta solida, vera che te qua sagra. Si discute. ma scusa, e i croste della polenta, quelli che si attacca sulla grea, che te stacchi con la palettina. con la lingua. Diretta di Se te messo a grea con la lingua sarebbe un po' più un problema. Sarebbe un po' un problema, però... Ma ti hai mai provato a mettere la lingua sul naso? No. Hai provati? So. Hai detto ancora? No. Ah no? Che stupido. Vabbè dai, ora che ho capito che alla fine della fiera la polenta è buona. La poeta se è il top del top. Veneti, se ne vai a poeta. Giusto? Sì. Poi doni siamo. Poeta Candelone. pressa, poi dopo fumaio, Possiamo fare un senti. onore. Ah, ma certo, facciamo un onore a Akira Toriyama, maestro che ci ha accompagnato in questi anni di vita. Non so solo dicembre 2000. Dicembre 2000, tanta roba.
tanta roba. Ragazzi, ho Quella cominciato a storia. leggere Dragon Ball. È lì a delle reliquie qui. Dragon Ball. 5.000 lire. Oh, e adesso ve la butto lì, ragazzi. Allora, nella prossima puntata, i cartoni animati che hanno segnato la nostra vita. Quindi sì. con- Stai qua. Conissi, conissi, Ragazzi, conissi. la prossima puntata direi questa è perfetta. Ok? E intanto un saluto agli amici. Un saluto agli amici. Stiamo Harry e io. Mi ricordo. Vi salutiamo. Qua sotto avete tutti quanti il link per trovarci un po' in giro dappertutto. E se volete trovare l'episodio. Come si dice? Speciale. Come si dice? No, Speciale. quello No, podcast. Inedito. è il podcast inedito. Podcast. Inedito, Si chiama sì, rotto podcast. Dove camera. sta la telecamera? Perché Lo trovate su Spotify. No, ma si sotto spacca sempre in sta telecamera. descrizione. No, Sai che quella roba. roba. cinesi. Quella roba, no, c'è giapponese. Dai. Cinesi. Quindi, ragazzi, Fate un tutti saluto. Notte. Ciao. Stacca tutto. Aspetta che stacco.